Buonasera e benvenuti a Vogliamo la Luna. Questa di stasera è la prima di 5 puntate dedicate alla Fondazione Domus de Luna Onlus e alle associazioni e cooperative che collaborano con la Fondazione. In questa prima puntata conosceremo le attività di Domus de Luna e parleremo anche di alcuni importanti progetti. In studio qui con noi Petra Paolini, Project Manager dell'Oasi del Cervo e della Luna, e Pietro Benedetti, referente del progetto Ho detto fuori. Buonasera e ben arrivati entrambi. Intanto Petra, inizierei con un po' di storia di Domus de Luna, come nasce e qual è la mission. Allora, Domus de Luna nasce ormai 18 anni fa, nasce con l'intento di supportare e dare sostegno nasce per i bambini, quindi per dare sostegno a bambini che vengono allontanati dalle famiglie per situazioni di grave disagio, e quindi nasce con la costruzione di una prima comunità che accoglie piccolini da 0 ai 13 anni. Andando avanti nel tempo, la necessità che ci è stata anche chiesta dal territorio è quella di costruire nuove comunità, quindi per ragazzi più grandi, per mamme con bambino. Ad oggi la Fondazione ha 4 comunità che accoglie bambini, ragazzi e mamme. La mission della Fondazione è quella di sostegno con partenza, diciamo, quella per i bambini attraverso le comunità, poi anche sostegno lavorativo, perché i ragazzi e le mamme che uscivano dalla comunità e che comunque tutti i ragazzi che in generale hanno vissuto fuori famiglia, non solo delle nostre comunità, hanno bisogno e avevano bisogno di un aiuto per un lavoro. La cosa fondamentale, usciti dalla comunità, è trovarsi in un ambiente poco accogliente e quindi che può riportare alle vecchie situazioni. Per cui abbiamo creato è nata la cooperativa Buoni e Cattivi. Con la cooperativa Buoni e Cattivi gestiamo 2 ristoranti dove lavorano le mamme che vengono dalle comunità, i ragazzi del penale, i ragazzi con disabilità, insomma uomini e donne con situazioni difficili. La cooperativa dei Buoni e Cattivi è una comunità di riscatto, è una cooperativa di riscatto attraverso il lavoro, un lavoro sano, un lavoro che insegna, un lavoro che ha permesso a tantissime persone di uscire poi dai nostri, dal lavoro dei nostri ristoranti e trovare una situazione sociale diversa. La dignità è fondamentale, il lavoro crea e porta dignità. Uscire con un lavoro e con una preparazione da situazioni complicate aiuta sicuramente ad affrontare la vita in maniera più serena. Per quanto riguarda invece poi la richiesta da parte del territorio di un luogo dove i ragazzi potessero incontrarsi e potessero fare attività positive, a questa domanda noi abbiamo risposto con la creazione dell'Exme, l'apertura dell'Exme. Era un ex mercato dove c'era spaccio, dove c'erano lotte tra cani. Noi lo abbiamo recuperato, ristrutturato, è diventato un centro di aggregazione molto molto importante per il quartiere di Santa Teresa e poi anche in generale per Pirri, ma anche per la città di Cagliari. Purtroppo la pandemia ha cambiato i programmi di tutti, per cui ormai dal 2020 il centro Exme è diventato il centro di raccolta e anche di dono delle spese solidali a famiglie che ne hanno bisogno. Siamo ormai da 2 anni a 7.000 spese al mese, la domanda purtroppo non cala,
la situazione è sempre difficile, esatto, infatti in questo momento abbiamo di nuovo un picco di richieste incredibili. Quello che si faceva all'Exmè lo abbiamo spostato al teatro, cioè il teatro è un grande locale, un ex teatro della scuola Dante che è davanti all'Exmè, dove i ragazzi possono fare quello che si faceva prima all'Exmè, e quindi non solo dopo scuola ma anche attività extrascolastiche, aiuto, sostegno anche dal punto di vista psicologico, proprio per evitare che questo periodo di pandemia molto difficile per i ragazzi, per le famiglie ma soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo, fosse un vuoto dove Domus de Luna non fosse presente. Ancora progetti, l'Oasi. L'Oasi è l'ultimo progetto di Domus de Luna. Perché a un certo punto nasce un'importante partnership tra Domus de Luna e WWF. Esatto. Diciamo che con l'Oasi, attraverso questa partnership, Domus de Luna è entrata a far parte del mondo dell'Oasi, del Cervo e della Luna. Noi come Domus de Luna curiamo tutto quello che è l'accoglimento, l'accoglienza, le strutture e diciamo, la sistemazione in generale dei sentieri e le manutenzioni, e questo, diciamo, è l'ultimo dei grandi progetti di Domus de Luna. Ce ne sono molti altri a venire ma ancora sono da scoprire, diciamo. All'interno dell'Oasi sono già presenti dei ragazzi che hanno avuto un passato difficile, mi sembra di sapere che è così. Certo, come anche per la cooperativa dei Buoni e Cattivi, nell'Oasi dove lavorano i ragazzi, alcuni dei ragazzi dei Buoni e Cattivi, diciamo, il sostegno e l'attenzione alla ricerca di una preparazione nel lavoro è fondamentale, e quindi anche qui, come nei Buoni e Cattivi, diciamo, la filosofia è quella di dare aiuto, ma non un aiuto fine a se stesso, cioè un aiuto nell'affrontare la vita attraverso gli insegnamenti di un lavoro, soprattutto anche lavorare in gruppo. Ecco, sia nei Buoni e Cattivi che nell'Oasi è questa forse la caratteristica principale, cioè sono persone che vengono tutti da situazioni molto complicate ma molto diverse, sono gruppi eterogenei, uomini, donne, anche di età molto diverse. Però si cerca in qualche modo poi attraverso il lavoro di capire ognuno di loro che cosa meglio potrà fare in futuro, cioè quali sono le caratteristiche da migliorare, dove si possano specializzare. In questo modo, lavorando all'Oasi, imparano quello che per loro è più consono, e quindi, diciamo, la preparazione sta proprio in questo. E poi imparano soprattutto la socialità, imparano a avere a che fare con il pubblico, che è una cosa molto difficile, in generale per tutti, ma per loro ancora di più. Imparano la cucina e poi il giardinaggio, a curare gli animali. Ci sono vari tipi di lavori che si fanno lì, e quindi noi cerchiamo sempre di inserire i ragazzi e anche le ragazze perché possano fare quello che per loro è più facile e viene meglio. Cercate di capire, insomma, di entrare nelle corde, diciamo, e capire qual è, come dire, la predisposizione di ognuno, evidentemente. Tu accennavi un po' prima, io lo vorrei sapere, come dire, un pochino più nei dettagli, a qual è la suddivisione dei compiti, come sono divisi tra voi e WWF all'interno proprio dell'Oasi. Il Domus de Luna, come ho detto, gestisce tutta la parte dell'accoglimento. Il WWF, come è sua mission, segue la parte naturalistica, quindi segue e gestisce tutto quello che riguarda la natura, gli animali, flora, fauna dell'Oasi. Ovviamente da quando ci siamo anche noi questo lavoro si è un po' mischiato, nel senso che molti dei nostri ragazzi sono di sostegno e aiuto nelle campagne fatte dal WWF,
L'ultima per esempio del censimento del cervo, che è diciamo, una campagna fondamentale per il WWF, che è la conta dei cervi all'interno dell'OSI. I nostri ragazzi hanno dato un contributo molto molto forte, quindi diciamo la bellezza di questo rapporto sta nel fatto che gli uomini del WWF con le loro competenze insegnano ai nostri ragazzi cosa vuol dire il rispetto della natura, degli animali, anche a conoscere l'Osi, che è un territorio grandissimo, e comunque a preservarlo. E dall'altra parte invece noi comunque con il nostro lavoro e con il nostro fare ogni giorno all'interno dell'OSI facciamo in modo che i visitatori possano trovare un ambiente pulito, un ambiente comunque positivo. Dopo l'alluvione del 2018 l'OSI è stata praticamente spazzata via, è stata una situazione molto molto complicata. Piano piano stiamo cercando di rimettere su le cose in modo che si possa poi accogliere di nuovo i visitatori anche a dormire, cosa che prima si faceva un bel po' di anni fa ma poi non si è potuto più fare. Quindi l'OSI è aperta anche ai visitatori assolutamente esterni? Assolutamente sì, l'OSI è aperta ogni sabato e domenica, è chiusa solo durante il periodo estivo per la campagna antincendio, perché ovviamente è un luogo molto pericoloso in caso di incendio. E noi facciamo con i ragazzi la vedetta antincendio ogni giorno, però dal 18 settembre abbiamo riaperto il sabato e la domenica dalle 9 alle 17. Siamo aperti quindi con visite guidate, si può entrare in autonomia, camminare nei sentieri, abbiamo il punto ristoro dove i ragazzi dei Buoni e Cattivi preparano sia piatti che panini. Ci sono i nostri asinelli, si possono fare passeggiate con loro, con gli asinelli, quindi insomma tutta una serie di attività che stanno riportando l'OSI insomma aperta a tutti. E poi le scuole, c'è questa cosa del comunque diciamo la presenza non solo dei ragazzi dei visitatori il sabato e la domenica, però la filosofia diciamo, e la mission principale all'interno dell'OSI di fondazione è quella di portare all'interno dell'OSI i ragazzi, i bambini, perché possano scoprire il rispetto della natura, possano vedere l'ambiente nella sua maestosità e nella sua bellezza. Poi ampliamo questo discorso, certo. Devo interrompere per un minuto di pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio. Pietro, chiederei a te come nasce il progetto Ho detto fuori. Allora, il progetto nasce grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, che ha permesso la possibilità di far partecipare diverse scuole del territorio intorno all'area dell'Oasi del Cervo e della Luna a frequentare l'Oasi attraverso anche delle guide escursionistiche con la possibilità di poter fare la merenda ai ragazzi che partecipavano alla giornata. Il progetto nasce con la volontà di far uscire gli studenti dalle scuole per poter far beneficiare della possibilità di poter fare dei percorsi didattici all'interno di spazi aperti. A maggior ragione in seguito agli ultimi 2 anni di Covid che sono pesati in modo particolare sui ragazzi. Dove si svolge esattamente l'attività? Allora, l'attività si svolge all'interno appunto dell'Oasi. Stiamo vedendo anche le immagini. Dell'Oasi del Cervo e della Luna, che presso Monte Arcosu. Il progetto prevede tuttora, perché questo siamo ancora nel primo anno, abbiamo ancora altri 2 anni di progetto. Il primo anno prevedeva all'interno dell'Oasi di poter far avvicinare, non soltanto far avvicinare i ragazzi dalle scuole
dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, ma anche alcuni istituti tecnici, al contesto della natura e tutto, quindi i valori che vengono trasmessi attraverso un'esperienza naturalistica all'interno dell'Oasi. Che l'Oasi non è propriamente un parco, l'Oasi è un'area aperta, non ci sono recinzioni dove poter trattenere gli animali, ma è uno spazio aperto dove i stessi ragazzi possono esplorare liberamente e incontrare, se sono fortunati, anche degli animali quali la volpe, il cervo sardo, i cinghiali, e questa possibilità è stata unita insieme a un percorso più didattico in base alla fascia d'età dei bambini, con delle guide professionali che facciamo parte dell'equipe dell'Oasi. Oltre a questi aspetti, diciamo, prettamente naturalistici, quali sono gli altri obiettivi del progetto? Abbiamo innanzitutto un percorso, il progetto si sviluppa su 3 anni, il progetto ha come obiettivi quello di dare continuità a un percorso di conoscenza anche dei ragazzi, che nel corso di 3 anni potranno consolidare alcune conoscenze che hanno iniziato quest'anno. Abbiamo coinvolto, come ho accennato prima, diverse scuole, ma di diversi comuni, passiamo da Cagliari come al comune di Uta, Capoterra, Quarto Sant'Elena, e l'obiettivo è quello di riuscire a seminare qualcosa all'interno dei ragazzi che poi con il tempo possa crescere e poter far raggiungere una maggiore consapevolezza da parte dei ragazzi e anche da parte di alcuni docenti nell'importanza di valorizzare e proteggere il territorio che hanno attorno. Abbiamo detto che il progetto è pluriennale. Sì. Possiamo anche dire che cosa è stato già realizzato nel corso di quest'anno? Abbiamo realizzato circa 35 escursioni guidate solo tra il mese di aprile e maggio, che sono i 2 periodi clou indicati per fare le uscite con dei ragazzi dalle scuole sul territorio. Che hanno coinvolto oltre 800 minori e circa 50-60 docenti. E questo il prossimo anno vogliamo ampliare la platea, aumentare il numero dei visitatori, dei ragazzi a cui i destinatari, e cercare di fare anche riuscire a strutturare, coinvolgendo gli stessi studenti e docenti, dei laboratori all'interno dell'Oasi, magari pensati e progettati dagli stessi ragazzi. Tutto questo grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, mi sembra di capire. Sempre grazie che vi aiuterà, insomma, a portare avanti queste vostre iniziative. Sì, grazie alla Fondazione di Sardegna ci è permesso questo, che è stata proprio una richiesta da parte delle scuole. Come avevo anticipato prima, proprio in seguito ai 2 anni di Covid c'è una grande richiesta, una grossa spinta da parte delle scuole di fare attività all'aperto, e l'Oasi, grazie alla Fondazione di Sardegna, ha potuto organizzare un percorso specifico per questi ragazzi, che hanno permesso sia l'ingresso, ma in alcune circostanze anche lo stesso trasporto dei ragazzi stessi dalla scuola presso l'Oasi. Quali altri obiettivi vi ponete legati alla conoscenza che i ragazzi faranno fra di loro, quindi aspetti più squisitamente sociologici, psicologici? Sicuramente c'è come crescerà l'Oasi. Il prossimo anno l'Oasi vedrà una parte dedicata anche ci sono degli animali che sono presenti all'interno dell'Oasi, come degli asinelli, e stiamo sviluppando all'interno dell'Oasi delle aree maggiormente dedicate ad attività didattiche all'aperto per i ragazzi. Quindi il nostro obiettivo per i prossimi anni è cercare un po' di sviluppare maggiormente questo, dando la possibilità ai ragazzi di approcciarsi maggiormente con degli aspetti sia conoscitivi, esplorativi, ma anche didattici.
Queste escursioni che voi organizzate, perché sono così importanti per i ragazzi? Perché innanzitutto sono fatte con del personale professionista che mette nelle condizioni i ragazzi di conoscere attraverso l'osservazione diretta la flora e la fauna del sentiero che percorrono, che molte volte i stessi ragazzi non abituati ad essere particolarmente concentrati sulle piccole cose, in questo modo vengono stimolati ed sicuramente hanno la possibilità di avere un contatto diretto con una natura che fino ad allora era magari per loro sconosciuta. Ma sono sicuramente importanti anche i momenti di aggregazione, quindi penso non solo i percorsi che Sì. fanno insieme con voi, i percorsi naturalistici, non solo questo tipo di conoscenza intendevo. Sì, ci sono dei momenti in cui comunque i ragazzi poi si fermano al termine del sentiero a un momento di quando fanno la merenda. Abbiamo visto infatti le colazioni offerta dai buoni e dai cattivi. buoni e cattivi, sì. Sempre dall'Oasi è un momento in cui i ragazzi si fermano insieme ai docenti, ma anche insieme ai stessi operatori che prestano servizio all'Oasi, un momento di confronto sia su quello che hanno visto, ma anche per fare un po' sedimentare l'esperienza che hanno maturato, perché comunque è un sentiero di circa 60-70 minuti che hanno fatto e quindi è anche un momento abbastanza, come dire, faticoso, ecco. Possiamo dare un po' di numeri circa il numero dei partecipanti, le classi che vengono coinvolte? Sì, no, prevalentemente le classi che hanno partecipato quest'anno al progetto provengono dalle scuole primarie e secondarie di primo grado e sono circa 600 i ragazzi che hanno partecipato a questa fascia d'età e c'è stata anche una partecipazione di istituti tecnici superiori se non sbaglio dal comune di Capoterra e da Cagliari, che hanno visto la presenza di circa 100-150 ragazzi. Ovviamente è anche molto interessante vedere come l'approccio al sentiero sia molto differente tra un bambino di 6-7 anni e un ragazzo adolescente di 13-14, insomma. Sì. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto particolarmente simpatico? Ma diciamo che sicuramente c'è come si può immaginare un sentiero escursionistico, per quanto sia di non grosse difficoltà, prevede un certo tipo di abbigliamento che è consono a un minimo alla montagna. Diciamo che diversi studenti delle istituti superiori venivano vestiti, avevano un abbigliamento più da serata notturna. Col tacchetto, sì, magari. Col tacchetto. Non nascondo che anche alcune docenti sono state colte impreparate, particolarmente hanno in tiro. Scoperto la montagna. Ecco. Ok, non preparate evidentemente. Petra, c'è qualcosa che tu vuoi aggiungere? Allora, la cosa riguardo questo, io credo che il momento più bello, almeno per noi operatori, è l'arrivo dei ragazzi alla fine dell'escursione. È proprio un momento di grande soddisfazione. Esattamente, no? ma anche di un vociare pieno di positività. E questa è una cosa importante perché molti di loro veramente non conoscono la natura, non conoscono, e quindi trovarsi in un ambiente così vasto che viene anche spiegato loro, che viene raccontato. L'arrivo al punto ristoro è un momento di gioia per tutti veramente, cioè per i docenti, per noi, per i ragazzi, quindi quello di tutta questa esperienza io porto dentro molto questo, cioè l'entusiasmo nel sedersi
quelli che si siedono, perché poi alcuni continuano a correre tutto il tempo, vabbè, però l'entusiasmo in quello che hanno appena fatto, quindi il racconto di quello che hanno appena fatto, che poi è un'escursione, no? Magari non è niente veramente ma per loro è poi questa sensazione anche di grande libertà, esatto. Da cui erano stati privati nel periodo del Covid. E questo è proprio per tutti noi, ci siamo anche un po' confrontati su questo e la sensazione è una grande sensazione positiva. Questo ci portano e questo ci fa piacere anche riportare. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito da casa, vi auguro una buona serata, arrivederci.